Un boato avvertito dai residenti di San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Nella centralissima piazza Fiume hanno agito in pochissimi minuti almeno 3 malviventi. Prima hanno messo fuori uso le telecamere con uno spray, poi hanno fatto saltare lo sportello automatico della filiale del credito cooperativo della Banca della Marca. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. I banditi hanno utilizzato un ordigno artigianale conosciuto come marmotta per far esplodere l'ATM. L'hanno inserita nella bocchetta erogatrice del bancomat che è stato divelto. Una deflagrazione che ha provocato alcuni danni alla struttura. Una parte del soffitto in cartongesso è caduto. Non solo, ma lo sportello è volato sull'asfalto. I malviventi hanno forzato le porte d'ingresso dell'istituto bancario e hanno fatto irruzione, arraffando quanto denaro potessero. Poi sono fuggiti con il bottino, alcune decine di migliaia di euro, facendo perdere le tracce. I danni sono in via di quantificazione. La banca è rimasta chiusa ma tornerà operativa nelle prossime ore. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini si stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona e i targa system per cercare di risalire alla banda. A gennaio erano stati fatti saltare 2 bancomat a Quinto e a Col San Martino. Indagini per accertare se dietro a questi colpi ci possa essere la stessa banda.